Specie aggredita e ferita da un passeggero che pretendeva di imbarcarsi senza aver prima effettuato il previsto check-in. È successo al Marco Polo di Tessera. Doppio grave incidente lungo la statale 14 a Portogruaro, ferita bambina di 4 anni mentre attraversa la strada con la mamma sulle strisce e un sedicenne in scooter, entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Recensioni stellate, fidelizzazioni dell'ospite dell'albergo ma anche del dipendente fedele al suo datore di lavoro tra i requisiti per gli stagionali del litorale per ottenere il premio di produttività. Misteriosa moria di pesci lungo l'Osellino a Mestre. A lanciare l'allarme i residenti che hanno preso d'assalto i centralini di polizia locale e vigili del fuoco. Indagano i tecnici dell'ARPAB. A Murano le vetrerie sono tornate come ai tempi precedenti alla pandemia in termini di produzione e fatturato degli ordinativi. A dirlo il presidente del consorzio Promo Vetro, Luciano Gambaro. Appuntamento importante nel giorno di Pasqua sulla nostra emittente. Domani dalle 10 Antenna 3 trasmetterà in diretta la Santa Messa celebrata dal Patriarca a Moraglia nella Basilica di San Marco. Anche Chioggia presa d'assalto dai turisti che per questo lungo ponte pasquale fanno registrare un tutto esaurito in molti degli alberghi della città, ristoranti prenotati fino a lunedì compreso. Buonasera, ben ritrovati. Edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo da quello che è accaduto all'aeroporto Marco Polo di Tessera, dove un hostess è stata aggredita da un passeggero che pretendeva di imbarcarsi senza aver prima effettuato il check-in. È successo al Marco Polo giovedì pomeriggio scorso verso le 17. Sembrava il solito tran tran per il trambusto dovuto all'operazione di imbarco in aeroporto, la lunga coda di gente, le valigie, i passaporti, quando alla malcapitata hostess di terra si è piazzato davanti il passeggero che pretendeva di salire a bordo dell'aereo senza il previsto, nonché obbligatorio, titolo di viaggio. È stato allora che, inalberato e su tutte le furie, tirando un pugno contro la barriera di plexiglass posta davanti proprio al viso dell'operatrice, l'ha rotta mandandola in frantumi con le schegge impazzite finite sul volto della povera hostess, provocandole diverse ferite con vistose perdite di sangue. Immediato l'intervento della polizia aeroportuale che ha subito fermato l'aggressore che nel frattempo aveva tentato di sfuggire alle forze dell'ordine. L'hostess, che ha denunciato il suo aggressore, ha una diagnosi di almeno una settimana, visti i tagli e gli ematomi al volto subiti, con la Filt CGIL che propone un DASPO anche in aeroporto contro i violenti e per tutelare i lavoratori dello scalo veneziano sempre più spesso sotto attacco di passeggeri maleducati, aggressivi e rissosi. E c'è stato invece un doppio incidente lungo la statale 14 Triestina a Portogruaro, ferita in modo grave una bambina di 4 anni, ferito anche un sedicenne in sella al suo scooter. Vediamo. Doppio grave incidente lungo via Trieste a Portogruaro. Nel primo si sono registrate ore di angoscia e forte apprensione per la famiglia della bimba di 4 anni del posto, travolta ieri sera da un'auto in corsa lungo la statale 14 Triestina, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in compagnia della mamma. La bimba, immediatamente soccorsa da un infermiere di passaggio, è stata subito trasportata al pronto soccorso, dove con la TAC è stata sottoposta a numerosi esami di accertamento, insieme alla madre in evidente stato di shock. La bimba, sebbene ferita e con forti contusioni e lacerazioni, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, per quanto molto dolorante e con problemi all'addome e agli arti inferiori. L'incidente poche ore prima di un altro sinistro e per il quale si teme per lo stato di salute di una gamba di un ragazzino di 16 anni che in sella al suo scooter è stato centrato da un'auto sempre lungo la Triestina, nei pressi di via Boito. Per i rilievi di entrambi gli incidenti intervenuta la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Portogruarese. Dopo la denuncia per istigazione a delinquere della Procura di Venezia, poiché dal suo canale social invitava quelli di Ultima Generazione ad andare in piazza San Marco per imbrattarne i monumenti, il blogger Federico Blumer, 40 anni, varesino di nascita ma da anni trasferitosi a Venezia, dal suo canale YouTube rilancia dando degli sfigati a chi lo ha denunciato, cioè la Digos Lagunare. Oggi, con lo stesso stile provocatorio e irrispettoso, rilancia dicendo, parole sue, andiamo a sparare vernice con gli idranti su Palazzo Ducale, bisogna farlo per fare repressione, dice, quindi non demorde, vedremo come evolverà questa vicenda.
Adesso nel dettaglio i particolari su come i dipendenti stagionali dell'Arenile veneziano potranno ricevere il premio di produttività. Dopo l'importante accordo siglato a tutela dei dipendenti stagionali dell'Arenile veneziano, tra i dettagli relativi alla corresponsione del premio di produttività, la non obbligatorietà a carico degli albergatori, in quanto si tratta di accordo cui le aziende decidono liberamente se aderirvi o meno, comunicando alla fine dell'estate all'ente bilaterale della provincia di Venezia in che misura ci sarà stato l'aumento della produttività. Fondamentale per poter ottenere il premio in questione terminare la stagione estiva, fidelizzando così il dipendente stesso. E far sì che vengano coinvolti maggiormente e ritornino anno dopo anno ad aiutarci a lavorare bene, a far bene per la nostra categoria, per il nostro hotel, per l'albergo, per Jesolo. Premio di produzione legato dunque al gioco di squadra tra datori di lavoro e dipendenti, in cui si inserisce anche il grado di soddisfazione dell'ospite dell'albergo con le sue recensioni stellate via internet. Le temiamo come le abbiamo sempre temute, perché chi esce arrabbiato ci mette un secondo a scrivere, a differenza delle centinaia e migliaia di ospiti che ci lasciano e sono contenti, che invece la recensione fanno un po' più fatica a scriverla, e noi li stimoliamo su questo. Certo che la recensione e la nomination nelle recensioni sia su Google che su TripAdvisor, su tutti, tutti i sistemi che oggi possono recensire una struttura, fanno parte di uno di quei tasselli che compongono un po' le categorie e i requisiti per beneficiare di questa premialità. Ad accogliere con soddisfazione l'innovativo accordo, che prevede anche l'uso delle foresterie a prezzi calmierati per i dipendenti stagionali, pure il primo cittadino di Jesolo, a sua volta albergatore. Questo è semplicemente un punto di partenza per un approccio culturale diverso che guarda al futuro, guarda alla appetibilità e alla competitività del nostro mercato del lavoro. Misteriosa moria di pesci invece lungo l'Osellino è accaduto questa mattina a Mestre, e sull'episodio stanno indagando i tecnici dell'ARPAV. Misteriosa moria di pesci lungo l'Osellino a Mestre, all'altezza di via Vespucci, proprio lungo l'area diventata deposito delle imbarcazioni. Ora saranno le analisi dell'ARPAV ad accertarne le cause, che sembra possano essere imputabili alla bassa marea di questo periodo. A lanciare l'allarme questa mattina tanti residenti in transito in auto e a piedi insieme ai proprietari delle imbarcazioni attraccate, quest'ultimi primi ad accorgersene, visto anche il forte e cattivo odore provenire dallo stesso corso d'acqua. Così tanti pesci morti e niente, perché... Sì, fa impressione, no? Sì, fa abbastanza senso, insomma. Poi anche l'odore che viene su quando è secca l'acqua, senti proprio odore di... un po' di marcio, un po' di pesce morto, così. Nel tam tam del passaparola anche via social, diverse le chiamate giunte al centralino sia della Polizia Locale di Venezia che dei Vigili del Fuoco di Mestre. Sul posto con i tecnici dell'ARPAV, che in queste ore stanno provvedendo a capirne le cause dopo aver effettuato sia i prelievi dell'acqua sia la raccolta dei pesci morti, galleggianti e spinti dalla corrente verso le chiuse. Non è piacevole, insomma, è gradevole, bisogna capire il perché. Fenomeno questo che purtroppo sembra accadere con una certa frequenza annua, ovvero si ipotizza, ma è tutto da accertare in quanto, ribadiamo, si tratta soltanto di supposizioni, a causa anche della mancanza di piogge. In assenza di precipitazioni verrebbe a mancare il giusto riciclo d'acqua, mettendo a rischio l'incolumità dei pesci d'acqua dolce. Qui, in questo inaspettato angolo di ecosistema, sopravvissuto al cemento di strade faraonici palazzoni, tra mandorli in fiore, tartarughe d'acqua e garzette, tornate a popolare la fauna di questo parco a cielo aperto di Mestre. Ora a Murano invece, dove le vetrerie sono tornate come ai tempi precedenti la pandemia in termini di produzione e fatturato degli ordinativi. È stato un buon inizio 2023 per la produzione del vetro artistico di Murano, una tradizione millenaria finalmente rinasce dopo gli anni bui e difficili dell'acqua grande della pandemia, e con la Pasqua, la stagione della definitiva ripartenza, entra nel vivo. Il presidente del consorzio Promo Vetro Murano, Luciano Gambaro, che ne tutela la produzione artistica artigianale, è soddisfatto. Quest'anno qui a Murano è iniziato sotto
i migliori auspici, nonostante ancora il gas abbia dei prezzi assolutamente alti, decrementati rispetto alla fine del 2022, però insomma, il prezzo è ancora alto. Sicuramente il credito d'imposta, che noi speriamo insomma, venga confermato fino a fine giugno 2023, ci sta dando assolutamente un grande aiuto. Un forte aumento dell'export e degli ordinativi si è registrato soprattutto dall'estero. I nostri forni, come vedete qua, sono accesi. Speriamo insomma di non doverli spegnere e di doversi fermare, soprattutto in questo momento così commercialmente e produttivamente propizio. Quindi speriamo che questa Pasqua ci dia la possibilità di guardare al futuro in maniera più serena. Ci auguriamo che d'ora in poi le cose possano migliorare e che possiamo guardare al futuro in maniera sicuramente più serena. Da Murano una buona Pasqua a tutti quanti. Ci fermiamo per qualche istante, ritorniamo tra breve con altra cronaca. Eccoci di nuovo in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. C'è un appuntamento da non perdere domani mattina su Antenna 3 alle 10. Trasmetteremo in diretta dalla Basilica di San Marco la messa di Pasqua celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Nel giorno di Pasqua saremo come sempre presenti. Domani mattina dalle 10 Antenna 3 trasmetterà in diretta dalla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, portandola così nelle vostre case e in quelle di tutto il Veneto e del Nord-Est, la solenne messa pontificale presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. È stato lo stesso Patriarca a raccontare i sentimenti che precedono questa celebrazione, per i cristiani la più importante dell'anno. Un po' di tremore e timore guardando alla situazione del mondo che sembra complicarsi progressivamente, guardando però alla luce di chi ha salvato il mondo e con la responsabilità di chi sa che il mondo è salvato se un messaggio, se un dono, quello di Cristo, viene fatto proprio dagli uomini. Allora la celebrazione bella della Pasqua è proprio questo: chiedere al Signore di dare la forza agli uomini, a tutti gli uomini, a ogni comunità, di poter partecipare della visione pasquale di una pace che non è solo assenza di guerra, anche se in questo momento sarebbe già molto, ma una pace che sia giustizia, che sia anche serenità, felicità, quel bene che la Shalom è il dono pasquale del Signore risorto. Appuntamento quindi con tutti voi nostri telespettatori domani mattina. Se ce lo può dire un passaggio della sua omelia particolare? Il passaggio della mia omelia è proprio quello di dire che il cristiano e la comunità cristiana è segnata da una certezza che non è un ottimismo umano, ma che è la fede nel Signore risorto come realtà che ci sta dinanzi, ci precede, ma anche ci sostiene. Questo è il messaggio centrale della omelia di Pasqua, che si unisce poi anche a tante piccole riflessioni che riguardano la nostra Chiesa particolare, la Chiesa universale. Fin qui dunque la celebrazione, non perdetevela domani mattina in diretta su Antenna 3, poi c'è il turismo perché anche Chioggia è stata presa d'assalto dai visitatori per questo lungo ponte pasquale. Si registrano infatti il tutto esaurito in molti alberghi della città, ristoranti prenotati fino a lunedì compreso. Anche a Chioggia, pienone di Pasqua, da tutto esaurito. Gli ospiti attesi anche per il lunedì di Pasquetta sono prevalentemente italiani, con il 74% delle presenze, interessati al mare ma anche ai musei e agli eventi culturali. Tra gli stranieri le richieste di prenotazioni arrivano soprattutto dai turisti tedeschi, svizzeri, austriaci, francesi e britannici, statunitensi e asiatici. Tantissime prenotazioni, qualche albergo addirittura full, tutto pieno, ecco, proprio per il ponte di Pasqua e Pasquetta. È un bel presagio questo, che sarà un'estate 2023 meravigliosa anche per la nostra città. Noi ci stiamo impegnando ovviamente per creare
degli eventi per creare attrattività verso la nostra ovviamente località balneare, però va benissimo che già a Pasqua, ripeto, ci siano tanti turisti che vengono a visitare la nostra città, perché, ripeto, oltre alla spiaggia, Chioggia è una città che ha 50.000 abitanti, che ha anche una parte storica, che magari molte località balneari non possono avere o non hanno. Ora parliamo invece di Alba Parietti, perché la popolarissima conduttrice televisiva è stata premiata nella sede della Regione Veneto al Palazzo Grandi Stazioni con il Leone d'Oro alla carriera. Alba Parietti ha ricevuto a Venezia, Palazzo Grandi Stazioni, sede della Regione Veneto, il Leone d'Oro alla carriera del Gran Premio Internazionale di Venezia per il suo ruolo di conduttrice televisiva. Già essere a Venezia ha un significato enorme, perché per me è una delle più belle città del mondo, in più essere premiata con il Leone d'Oro alla carriera in un palazzo così importante di Venezia da uno storico premio da sempre veneziano, con un marchio così importante come il Leone, insomma, è autorevole. Se ne sono accorti parecchi, anche troppi. Un premio alla carriera, magari sarà ancora protagonista, prossimamente avrà una trasmissione. Allora, prossimamente parte Non sono una signora, il 16 di maggio, ma ogni giorno comunque sarò in qualche trasmissione, come sempre, a rappresentare me stessa, e quindi insomma credo che questo Leone sia in un certo senso meritato, perché sono 47 anni di televisione. Il momento più bello della mia carriera è che dopo 47 anni, ancora oggi quando vado in televisione, il giorno dopo l'ascolto risponde con delle presenze superiori alla media, e quindi questo è ogni giorno di più, perché negli anni d'oro non era un problema, questo era la normalità, ma in queste situazioni dove dopo anni e anni e anni senza un programma mio continuo a riscuotere lo stesso interesse, compresa in questa situazione di questo Leone d'Oro che ha scatenato molta curiosità, devo dire che questo è il mio lavoro, cioè l'effetto che faccio sul pubblico. L'Alba nazionale su Venezia non ha dubbi. Venezia è una delle più belle visioni che si può avere ed emozioni che si può avere al mondo, proprio sul piano emotivo. Lei è stata la prima che ha rotto il tetto di cristallo, per esempio nel mondo sportivo, come commentatrice televisiva ancora molti anni fa. Ne ho rotti parecchi, ma in tutti i sensi. Grazie. Fin qui dunque Alba Parietti, e invece c'è una notizia battuta poco fa dalle agenzie, perché la Biennale di Venezia ricorda con affetto e commozione il giornalista e critico d'arte Enzo Di Martino, indimenticabile storico della Biennale, morto oggi a Venezia dopo una lunga malattia all'età di 84 anni. Per l'ente lagunare Di Martino, che era originario di Poggio Fiorito in provincia di Chieti, ha ricostruito con lucidità, competenza e passione gli sviluppi artistici dalle origini fino a questo secolo, attraverso più pubblicazioni edite nell'82, 95, 2005 e 2013. Grande esperto d'arte, viene ricordato, assiduo e attento frequentatore delle iniziative della Biennale in tutte le sue discipline, viene sottolineato. Enzo Di Martino va ricordato come giornalista di rigorosa professionalità, aperto e curioso verso ogni fenomeno nuovo, particolarmente amato nell'ambiente per le doti umane di cortesia, generosità e rispetto degli altri. Quindi così la Biennale sul critico d'arte Enzo Di Martino, morto oggi a Venezia. È tutto per questa edizione, a me non rimane che salutarvi, augurarvi naturalmente una buona Pasqua e lasciarvi alle previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. L'atmosfera potrebbe risultare ancora instabile nella domenica di Pasqua, con rischio di una locale variabilità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto inizialmente in mattinata cielo coperto con occasionali piovaschi sparsi. A seguire più sole con maggiori rasserenamenti. Possibile ancora qualche pioggia sui monti e fin verso le pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 2 e 8 gradi, massime invece comprese tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia.
Anche in questo caso avremo una nuvolosità variabile con possibili precipitazioni locali, specie sulla zona montana. Qualche rovescio pomeridiano anche in pianura. Altrove bel tempo. Temperature minime tra 1 e 9 gradi, massime sui 13-14 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza di sole e nubi e possibilità di alcuni deboli rovesci, specie sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime intorno ai 4-5 gradi, massime sui 15-16 gradi all'incirca. L'aggiornamento meteo per ora termina qui. A tutti voi gli auguri di una buona Pasqua. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.